Riprendiamoci la Sardegna. Con questo slogan il partito indipendentista sardo Maluentu si presenta per la prima volta alle elezioni amministrative e candida alla presidenza della provincia di Oristano una donna, Alessandra Meli, imprenditrice di Cavras, già componente del gruppo di attivisti che dall'inizio hanno dato vita all'autoproclamata Repubblica sull'isolotto a largo della costa oristanese, affiancata dal leader del movimento Dodore Meloni, che ancora non ha abbandonato l'idea del referendum per l'indipendenza, e dagli altri componenti della lista. Alessandra Meli ha spiegato alla stampa i punti del programma di autogoverno della Sardegna. Con l'indipendenza, ha detto, potremmo affrontare la crisi economica che attanaglia l'isola, abbattendo subito IVA e tasse su carburanti ed energia per favorire produzioni ed esportazioni, la chiusura delle basi militari e la creazione di una società di trasporto aereo e marittimo ad azionariato popolare sono gli altri punti cardine dell'azione di governo proposta dagli indipendentisti, pronti a promuovere iniziative di sostegno in favore anche di tutti gli altri settori produttivi. Il progetto è quello di una Sardegna restituita ai sardi, ha detto Dodore Meloni, intenzionato a decretare al più presto la nascita dei giudicati della Repubblica Sarda.